300 uomini per una partita di Serie D è un suicidio della giustizia. Il giorno dopo Treviso-Venezia, le polemiche sollevate dal vice sindaco Giancarlo Gentilini, coro unanime della politica da destra a sinistra. Treviso mai più blindata per il calcio, basta all'utilizzo di forze dell'ordine per una partita, peraltro di Serie D. Incredibilmente esagerato, con tutte le conseguenze che ci sono state per i residenti, non soltanto per gli operatori appunto del mercato. Esagerato questo dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa, che potevano giustamente essere impiegate laddove c'è più bisogno. Anzi, approfitterei proprio per suggerire al presidente Muraro, visto che ha attaccato giustamente gli sciacalli dell'alluvione, che forse le forze dell'ordine potrebbero essere proprio impiegate per affrontare appunto questi sciacalli. Pur essendo in Serie D e quindi non certamente in una serie importante, un quartiere si è bloccato, ci sono stati dei problemi, certamente la collocazione dello stadio non è ottimale. Penso che per questa partita 100 tifosi veneziani e 300 poliziotti dia la sproporzione della cosa. Credo che si potesse gestire diversamente, so che il Viminale ha dato il segnale che quindi conseguentemente quest'ora ha dovuto agire in questo modo. Non è normale che una città sia blindata per una partita di Serie D, le forze dell'ordine naturalmente devono fare il loro lavoro. Il loro lavoro è garantire la sicurezza e l'incolumità. È doveroso ora fare una seria riflessione sullo stadio Tenni. Da oltre 20 anni si parla di un suo spostamento. Il ragionamento sul Tenni debba essere aperto nel momento in cui vi sia anche la reale possibilità di avere un'alternativa. Quindi io sostanzialmente credo che lo stadio da lì prima o dopo debba andare via. Mi sembra che l'amministrazione comunale abbia recepito la proposta e che sia ormai nell'agenda politica trevigiana quello dello spostamento. Credo sia necessario che la Giunta batta un colpo e prenda delle decisioni. Stadio, Scalo Motta e tutto l'accesso di Viale 4 Novembre, che è drammatico nelle giornate di pioggia per i trevigiani e i paesi montani, va ripensato.